Bocciato per la seconda volta consecutiva il PEF, il piano economico finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Favara. Di conseguenza non si è potuta determinare anche la Tari per gli anni 2024 e 2025. Il Consiglio Comunale favarese era stato convocato in sessione urgente dalla Presidente Miriam Mignemi su richiesta del Sindaco Antonio Palumbo in seguito alla bocciatura del PEF da parte del Consiglio Comunale nella seduta di lunedì scorso. Consiglio Comunale che ha reiterato il no al PEF poiché, a dire dei consiglieri di opposizione che lo hanno bocciato, determinava un aumento del costo del servizio di circa 700.000 euro per l'anno 2024 e di ulteriori 500.000 euro per il 2025. E così, dopo una discussione che ha messo in evidenza le criticità del servizio, ma anche l'elevato costo con un aumento di anno in anno, è arrivato nuovamente il voto negativo. A nulla è valso l'appello del sindaco che ha evidenziato il fatto che l'aumento non è dovuto a una determinazione del sindaco e della sua amministrazione, ma all'indice Istat e al costo del conferimento in discarica dei rifiuti. A dire no sono stati 10 consiglieri: Lentini, Nobile, Maglio, Dalle Cardillo, Pitruzzella, Lombardo, Vullo, Virone, Indelicato e Cipolla. Il sì invece è arrivato da 6 consiglieri: Milazzo, Sorce, Bellavia, San Fratello, Cucchiara, Airofarulla, mentre il presidente Mignemi si è astenuta. Proprio ieri era l'ultimo giorno utile per l'approvazione. Ma che cosa succede adesso? Chiarimenti aveva chiesto al segretario, il consigliere Milazzo, la quale ha ribadito che, pur essendo una presa d'atto, si doveva comunque votare. Invece c'era qualcuno, come la dirigente del servizio tributi, che diceva che essendo una presa d'atto poteva essere anche negativa e quindi si poteva passare eventualmente alla votazione delle tariffe, cosa che naturalmente il Consiglio Comunale non ha fatto. A questo punto la segretaria ha detto che farà comunicazione dell'avvenuta bocciatura del PEF, considerato che il servizio comunque deve essere pagato per intero. 700.000 euro non inseriti nel PEF dovranno comunque essere pagati e quindi diventeranno debiti fuori bilancio, e qualcuno dice che ci potrebbe essere anche la possibilità di un danno erariale. Ma queste sono questioni che arriveranno in seguito. Anche il bilancio 2024 dovrà essere fatto con il vecchio PEF e quindi avrà 700.000 euro in meno. Alla luce di questo voto si amplia di più il solco che c'è tra una parte dell'opposizione intransigente e l'amministrazione comunale. Per la cronaca, il sindaco Palumbo durante la seduta ha presentato la nuova assessore Carmen Loperesti, che ha preso il posto del dimissionario Antonio Liotta. All'inizio di seduta è stato ricordato con un minuto di silenzio Paolo Borsellino e la sua scorta nell'anniversario della strage di Via D'Amelio. A Borsellino e Falcone, infatti, è intitolata l'aula consiliare del comune di Favara.